Tutti dicono non bisogna dire le parolacce, è peccato, non lo devi dire le parolacce, ma di questa parolaccia ne dobbiamo parlare perché ce l'abbiamo quasi sempre in bocca. Non so voi, ma questa parolaccia abbonda nella lingua degli sciocchi e anche di coloro che si ritrovano in giornate no. Di quale frase stiamo parlando? Di quale epiteto stiamo parlando? Sugune mammarua. La traduzione di questa frase tipica? Che sia maledetto l'organo riproduttivo della donna che ti ha messo al mondo. Può dire in tutte le maniere possibili e immaginabili, sia in maniera ironica, ma anche in maniera non tanto ironica. Soprattutto, come ho già detto, quando ti capitano giornate no o situazioni impossibili. Quando sei al mare, ti sei preparato bene o in qualsiasi altra situazione bella. Arrivi lì, ti prepari, sta arrivando la persona, dovrebbe arrivare la persona che ti dovrebbe incontrare, un cameriere ti rovescia addosso un vassoio pieno di caffè. Che cosa gli dici? Ah, incauto, birichino? No, lo guardi e con totus amore su un mondo di spara su un sugune mammarua proprio no. Quando sbatti il piede sulla gamba del tavolo e ti colpisce o l'alluce o il mignolo del piede, ti parte un sugune mammarua. Ma perché ti invesci contro la gamba del tavolo che era lì da 10-20 anni? Perché sì, quando arriva dolore ti sfoghi su quello che ti ha fatto male. E non dici, cretino io, che sono andato contro la gamba del tavolo, non me ne sono accorto. No, la colpa è sempre la sua, di quella gamba che non doveva essere lì e ti ha fatto la bubua. Ti cade qualcosa in testa, parte un sugune mammarua. Ma la mamma di chi? La mamma dell'oggetto? La mamma del pavimento? La mamma della gravità? Cioè tu quando ti becchi qualcosa in testa e parte un sugune mammarua stai venendo contro l'organo riproduttivo della mamma di Newton. Sì, è vero, non è una bella parola, la spariamo, ma di brutto che la spariamo. Eppure non bisognerebbe farlo per nessuna ragione al mondo. Cercare la mamma di qualcuno non è una cosa bella, soprattutto se poi dopo capita che cercano la vostra. È esistita dai tempi del bisnonno del suo zio, è esistita ai tempi del nonno del suo zio, è esistita dai tempi degli avi del suo zio. Sugune mammarua esiste da quando l'essere umano è nato. Tutte le regioni d'Italia hanno il proprio sugune mammarua. Io oggi vi ho raccontato del sugune mammarua sardo, che più sardo non si può. Speriamo e vi auguro che nessuno di voi gli tocchi né pronunciare e né ricevere un sugune mammarua. E se vi è già capitato, portate pazienza, perché tanto lo so, non è mai troppa.